L'omicidio di Vanessa Ballan, la 26enne uccisa a Riese nel dicembre 2023, cade l'ergastolo per il killer. La pena viene ridotta a 26 anni e 10 mesi sulla base dello strumento del concordato voluto dalla riforma Cartabia. 19enne trevigiana accerchiata e aggredita dal branco nel parcheggio della discoteca Area di Mestre perché trans. La giovane filma la violenza e denuncia. È un 32enne marocchino il responsabile di almeno 6 furti nella Marca a partire dal centro storico di Treviso. L'uomo si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico. Schianto tra due auto in un incrocio ad Asolo, gravissimo, dipendente comunale, un 47enne di Villorba, mobilitazione di uomini e mezzi, estratto dalle lamiere, è gravissimo. Ed è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre il compagno di Domnica Daradish, l'operaia 56enne residente a Chiarano morta nell'incidente di Pasquetta a Ceggia. Tutta la comunità di Preganziola si è stretta attorno alla famiglia di Arianna Zaia, la giovane stroncata a 29 anni da una emorragia. Eri un angelo con il sorriso, il ricordo nel giorno dei funerali. Sale la tensione internazionale, sorvegliate anche le basi USA a nord-est a partire da Aviano. Il ministro Crosetto riferisce alla Camera: faremo rispettare i trattati, dice. Treviso oggi ha ricordato il tragico bombardamento della città del 7 aprile del 1944. Durante i rintocchi, clienti di una pizzeria non rispettano il silenzio, lettera del sindaco al titolare. Numeri in crescita per il servizio civile volontario, presentato il nuovo bando rivolto a 163 giovani, in campo anche gli influencer. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti i fatti in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però il sondaggio di Ring, la trasmissione di Ferdinando Avarino che torna puntuale questa sera alle 21. Sullo sfondo la guerra in Iran, la crisi energetica, la tensione che sale ora dopo ora, razionamenti, saremo costretti a lasciare l'auto in garage, ve lo chiediamo con questo sondaggio. Se sì, il numero è quello in verde, se no in rosso. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito questa sera a Ring. Dicevamo, i fatti sono davvero tanti, a partire dalla cronaca giudiziaria. Il femminicidio di Vanessa Ballan era il 19 dicembre del 2023. La 26enne venne uccisa nella sua abitazione di Spineda a Riese Pio X da Bujar Fandaj, 42enne di origini kosovare. Il primo grado aveva sentenziato per lui l'ergastolo, la pena a vita, e invece oggi nel secondo grado di giudizio in Corte d'Appello a Venezia si è optato diversamente. La pena definitiva è a 26 anni e 10 mesi di reclusione, questo sulla base dello strumento del concordato introdotto dalla riforma Cartabia. Noi abbiamo rinunciato nella sostanza a tutti i motivi di impugnazione ed è stato accolto il motivo numero 4, quindi il motivo relativo al bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti. In gergo tecnico si chiama concordato ed è quello che hanno raggiunto Procura Generale e Difesa sul caso di Bujar Fandaj, il 42enne di origini kosovare condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio di Vanessa Ballan, la giovane mamma di 26 anni, incinta del secondo figlio, uccisa a coltellate nella sua casa di Spineda di Riese Pio X il 19 dicembre del 2023. La ricalibrazione della pena avvenuta in Corte d'Appello è una possibilità introdotta dalla riforma Cartabia, come spiega Daria Bissoli, che con la collega Chiara Mazzoccato ha rappresentato l'imputato. Le due legali erano pronte a entrare nel merito del ricorso, contestando la premeditazione e facendo valere l'atteggiamento processuale di Fandaj. Poi è prevalsa la nuova via. Sicuramente è stato un lavoro intenso, che è aumentato in questi ultimi giorni, perché noi come difesa avevamo scelto una strada completamente diversa, non avevamo riflettuto su un'ipotesi di concordato, ma questa apertura al ragionamento manifestata dalla Procura ci ha accolte, non vorrei dire di sorpresa, ma ci ha fatto piacere. Quel giorno di dicembre del 2023 Fandaj dal Tivole raggiunse la casa di Vanessa in sella alla sua bici, poco dopo il dramma, con lui che entra dalla finestra sul retro spaccandola e poi aggredisce la donna. Vanessa cade a terra e qui viene accoltellata. Il 42enne, che con la ragazza aveva avuto una relazione, sarà catturato qualche ora dopo. Quanto ai familiari di Ballan, parla al momento il loro legale Simone Guglielmin.
In merito a tale accordo, sulla sola quantificazione della pena, le difese di parte civile non hanno potuto tecnicamente interferire. La Corte d'Assise d'Appello ha quindi ratificato il concordato. Per quanto alle richieste delle parti civili, la sentenza conferma pienamente le statuizioni di primo grado in favore dei familiari e del compagno della vittima. La sentenza a questo punto, una volta pubblicate le motivazioni, sarà definitiva e non impugnabile. Sul femminicidio di Vanessa, almeno dal punto di vista processuale, viene così posta la parola fine. Anche il concordato, a nostro avviso, ha fatto la sua parte nel continuare a tenere i toni di questa vicenda il più possibile rispettosi per tutte le parti che sono coinvolte. 19enne trevigiana accerchiata e aggredita da un gruppo di ragazzi nel parcheggio della discoteca Area di Mestre perché è trans. La giovane filma la violenza e denuncia tutto, come ci racconta Edi Caliman, alle forze dell'ordine. Derisa, strattonata, tirata per i capelli e buttata per terra per la sua identità sessuale. È stata un'aggressione di gruppo violenta, quella nei confronti di una 19enne trans originaria della provincia di Treviso. La giovane era andata alla discoteca Area City di Mestre per la serata evento di Chadia Rodriguez, rapper italo-marocchina. Secondo quanto raccontato dalla ragazza, gli insulti sarebbero iniziati già all'interno della discoteca. È stato nell'area fumatori. Il primo incontro ravvicinato con una decina di ragazzi che l'hanno prima strattonata, poi tirata per i capelli e fatta cadere a terra. Lì il furto della sua sigaretta elettronica. Ma con il passare delle ore la tensione sarebbe aumentata, tanto che al momento dell'uscita dal locale, nel parcheggio privo di telecamere, un gruppo più numeroso, circa una trentina di ragazzi, secondo la giovane, avrebbe accerchiato e aggredito lei e le sue amiche con spintoni, calci e insulti. Le vittime sono riuscite a documentare parte dell'accaduto con il proprio cellulare. Sul posto la polizia, ma gli aggressori al momento si erano già allontanati. È un 32enne marocchino il responsabile di almeno 6 furti nella Marca trevigiana a partire dal centro storico di Treviso. L'uomo si trova ora ai domiciliari con braccialetto elettronico. La settimana scorsa abbiamo eseguito una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica proprio nei confronti di un soggetto, un marocchino di 32 anni, che si è reso responsabile di tutta una serie di furti. Per quanto ci riguarda abbiamo cristallizzato sicuramente almeno 4 furti commessi qua nel comune di Treviso a danno di altrettanti esercizi commerciali. Aveva terrorizzato i commercianti della Marca trevigiana per mesi. Ora è agli arresti domiciliari e con braccialetto elettronico il marocchino 32enne domiciliato a Morgano, responsabile dei furti commessi tra il 22 e il 30 gennaio scorsi ai danni della pasticceria Nascim Ben, dell'osteria al Bassanello e della lavanderia Multiservice di Treviso. Lo stesso soggetto era già stato arrestato per i furti a danno della farmacia Santa Cristina di Zero Branco e del locale Spiga d'Oro di Treviso nelle giornate del 30 gennaio e dell'11 febbraio scorsi. Il modus operandi era sempre lo stesso. Di solito infrangeva la vetrina o forzava la porta d'ingresso, si appropriava di pochi spiccioli che erano contenuti o nel registratore di cassa o addirittura a volte anche nei vasetti delle mance per le persone, insomma per coloro che servono al bancone di mescita, e poi scappava. Grazie alle immagini di videosorveglianza che avevano ripreso il giovane siamo riusciti a dimostrare la sua presunta responsabilità in tutti questi reati, in questi eventi. Ora l'uomo ai domiciliari e con supplettive e precise misure cautelari. Premetto che comunque già è stato dato il divieto di ritorno nel comune di Treviso, quindi è comunque un avviso orale, quindi tutta una serie di misure preventive. Adesso è agli arresti domiciliari col braccialetto elettronico, quindi i suoi movimenti sono sicuramente controllati. Nessuna banda organizzata quindi, ma un disperato, come molti avevano descritto. Sì, confermo, si tratta di un soggetto probabilmente affetto anche da dipendenze da droga. Un soggetto che già a Morgano, dove risiede, aveva colpito più di una volta proprio per procurarsi la droga. Grandi danni come sempre, ma bottini piccoli. Ad alcuni esercizi all'interno di impianti sportivi di Morgano aveva fatto alcuni furti, e anche in quel caso attraverso le immagini di videosorveglianza eravamo riusciti a ricondurre alla sua responsabilità.
Un uomo di 48 anni di Villorba, dipendente del comune di Asolo, è rimasto ferito in un incidente stradale. L'uomo è stato portato all'ospedale di Treviso, ora si trova in prognosi riservata. Era alla guida di una Fiat Panda di servizio che si è scontrata violentemente con un furgone fiorino. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13:30 a Villa d'Asolo, all'incrocio tra la provinciale 6 che porta a San Vito di Altivole. All'origine dello scontro, secondo la polizia locale, una mancata precedenza. Il conducente della Panda, finito fuori strada, è rimasto incastrato nell'abitacolo. Lo hanno liberato i vigili del fuoco, il personale di Pedemontana Emergenza. Il dipendente comunale è stato trasferito quindi al Cafoncello con l'elisoccorso. Ed è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre il 58enne alla guida dell'auto nella quale ha perso la vita Dominika Daradish, l'operaia 56enne residente a Chiarano, morta appunto nell'incidente di ieri a Ceggia, e c'è il cordoglio di un'intera comunità, quella di Chiarano, come ci racconta Marta Marangon. Una composizione di fiori davanti alla porta del magazzino messa dai figli, una comunità attonita per la tragedia che nel tardo pomeriggio di Pasquetta a Ceggia è costata la vita a Dominika Daradish, 56enne di origine romena, residente a Chiarano, mentre il compagno, 58enne, è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Mestre. La coppia, a bordo di una Dacia Duster, stava rientrando da una gita al mare all'altezza dell'incrocio di Pradi Levada, lo schianto violentissimo contro un Audi. L'auto della coppia è finita nel fossato, l'impatto è stato fatale per la donna, l'uomo è stato trasportato all'ospedale con l'elicottero. In via Monsignor Ferrari a Chiarano, dove la coppia abitava, è profondo il cordoglio per l'improvvisa scomparsa di Dominika. Tutti la ricordano come una donna gentile, educata, grandissima lavoratrice, inserita con tutta la famiglia nella comunità. Con le lacrime agli occhi una vicina ci racconta che prima di partire la coppia aveva chiesto anche a lei e al fidanzato se volevano andare in gita al mare con loro. Non avevano voglia di uscire e sono rimasti a casa, ed è stata l'ultima volta che hanno visto Dominika. Una donna che amava la vita, gli animali, usciva di casa sempre in compagnia del cane che portava a correre nel giardinetto del quartiere. Anche ieri pomeriggio il cane era in auto con lei. Dopo l'incidente era fuggito, spaventato, è stato ritrovato questa mattina in campagna vicino al luogo dell'incidente. Dominika lascia nel dolore i 2 figli ed i nipoti. Alla famiglia si stringe la comunità. Mi dispiace tantissimo per la signora perché abita qua da noi da parecchi anni, ha anche la figlia con il nipote e quindi ne siamo completamente addolorati. Parlavamo di una Pasquetta tragica, così è stato. C'è anche il ricordo degli amici di Diego Comacchio, il motociclista 67enne di Castelfranco Veneto, morto nella giornata di ieri mentre tornava a casa da Rossano Veneto in sella alla sua moto. Per lui la moto, proprio la moto, come ci hanno raccontato gli amici, era una sua grandissima passione. Riservato, preciso, gentile e con 2 grandi passioni, il lavoro e la moto. Diego Comacchio, 67 anni, di Castelfranco Veneto, è descritto così da tutti quelli che lo conoscevano, colleghi e amici. Purtroppo la sua vita si è spezzata a Rossano Veneto, mentre in sella all'inseparabile 2 ruote aveva deciso di godersi la Pasquetta, macinando chilometri. Molte le persone con cui abbiamo parlato di Diego a Castelfranco, dove viveva da sempre, ma tutti hanno fatto la stessa scelta, no a ricordi davanti alla telecamera. Lui stesso, ci hanno detto, così riservato, non avrebbe voluto. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri di Bassano del Grappa. Alle 16:30 Comacchio stava percorrendo via San Lorenzo, il tratto della provinciale Zelina che collega Cassola con Rossano Veneto. Improvvisamente lo schianto con una Renault Clio condotta da una 50enne del posto. Comacchio è morto praticamente sul colpo. Inutile l'arrivo dei sanitari del SUEM e dell'elisoccorso. Nell'agenzia assicurativa Allianz, in centro a Castelfranco, dove lavorava da 1990, colleghi e colleghe sono scossi. Per tutta la giornata un mesto via vai di amici e familiari, il fratello e la sorella, perché Diego non aveva figli. Gentile con tutti, punto di riferimento al lavoro, buono nonostante il fisico imponente che poteva incutere soggezione. Diego era molto
molto conosciuto a Castelfranco per il lavoro e l'amore verso la moto che trapela anche dai social. Con lui un gruppo di una quindicina di amici che regolarmente viaggiavano in Italia e all'estero. Nei prossimi giorni avevano organizzato un motoraduno a Feltre che è già stato cancellato. La data del funerale non è ancora stata fissata. E c'è un'altra comunità scossa, quella di Oderzo, per l'incidente che nel giorno di Pasqua è costato la vita a Daniele Fracon e Cinzia Iadarola, i coniugi morti in Liguria. La comunità si stringe attorno ai figli, parliamo di una coppia molto conosciuta a Oderzo, dove il dottor Fracon aveva lavorato in ortopedia per una vita e dove la moglie tuttora svolgeva la sua attività di psicologa. Mazzi di fiori appesi al cancello della casa di Daniele Fracone, Cinzia Iadarola, a testimonianza di quanto questa coppia fosse amata. I cani che abbaiano in attesa dei padroni che non torneranno più. Medico ortopedico lui, psicologa e psicoterapeuta la moglie, notissimi a Oderzo dove vivevano e lavoravano. Cinzia Iadarola, libera professionista con studio nella centralissima piazzetta Tomitano. Il dottor Fracon, in pensione dopo tanti anni di attività all'ospedale di Oderzo, continuava a collaborare con l'ospedale di San Donà. Sono morti nel pomeriggio di Pasqua in Liguria in un incidente nei pressi di Sarzana, nello scontro tra il loro scooter ed un'auto. Erano andati a trascorrere qualche giorno di vacanza per coltivare la loro grande passione, quella dei viaggi. Per cui appena potevano avevano il camper e andavano magari per 3 giorni come stavolta qui in giro e poi lasciavano il camper da qualche parte e con uno scooter giravano. E così avevano fatto anche per le vacanze pasquali. A casa li aspettavano i 2 figli, Stefano, medico come il padre ed in servizio al CRO di Aviano, e Giulia, che lavora in uno studio di design. A Oderzo erano molto conosciuti ed in tanti in queste ore di dolore si stringono alla famiglia. Venivano a fare la spesa qui, quindi da quando si sono incendiati circa 20 anni fa li ho conosciuti bene, con i 2 figli meravigliosi, Stefano e Giulia, quindi una famiglia bellissima. Sposati da 38 anni, erano una coppia molto unita ed affiatata. Anche la loro casa riflette l'altra grande passione del dottor Fracon, quella per il mosaico. Daniele, che aveva la passione per il mosaico e per tutti i lavori che si è fatto a casa, perché la casa l'ha costruita un po' alla volta lui su suo piacimento, e lei è una bella persona. Ancora non si sa quando le salme torneranno in Veneto e verranno celebrati i funerali. Sono ore di angoscia, attesa, speranza in tutta la pedemontana da Borso del Grappa a Bassano per le sorti di Cesare Ziglio, architetto 36enne, originario di Borso del Grappa, travolto da una slavina in Alto Adige. Ancora un incidente gravissimo in montagna scuote il bassanese. Sta lottando tra la vita e la morte Cesare Ziglio, architetto di 36 anni originario di Borso del Grappa, noto professionista che vive e lavora a Bassano, travolto da una slavina mentre si trovava in Alto Adige per le vacanze di Pasqua. Appassionato di sport e alpinismo, Ziglio pare stesse risalendo verso Cima Grava quando una valanga, a causa delle temperature in innalzamento, si è staccata dalla montagna abbattendosi sul 36enne che è stato trascinato per centinaia di metri. Scattati i soccorsi, il professionista è stato ritrovato sotto 1,5 metri di neve, in arresto cardiaco e in ipotermia. Dopo lunghe manovre di rianimazione è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale di Bolzano, dove si trova ancora in terapia intensiva. Un copione che purtroppo si ripete a pochi giorni dalla tragedia in Tirolo, quando una slavina travolse e uccise Federico Giubilato, l'ingegnere di 42 anni di Cassola, in Austria, per una sciata fuori pista con gli amici. Intanto queste per Cesare Ziglio sono ore cruciali. Ed è lutto anche nel mondo del ciclismo trevigiano. Si è spento ieri sera Stefano Basso, 40 anni, ne dà notizia il portale specializzato Tutto Bici Web. Abitava a Crocetta del Montello, nella località Ponte dei Romani, con la moglie Serena Basso, le 2 figliolette. Stefano Basso aveva fatto una carriera importante in bicicletta da agonista, aveva cominciato nel 2002 dalla categoria juniores con il Cornuda, dove era specializzato nelle gare di mountain bike, poi era stato a Spercenigo, insomma una carriera che l'aveva portato anche a livello
livello internazionale, quindi c'è il lutto anche del Montello per questa scomparsa. A Preganzioli invece l'ultimo saluto ad Arianna Zaia, tutta la comunità preganziolese si è stretta attorno alla famiglia di questa 29enne stroncata da una emorragia cerebrale. Ari, nostro angelo, ci hai lasciati così, all'improvviso. Troppo presto. Mamma Pamela, papà Paolo, il compagno Diego, i fratelli Chiara e Nicola e centinaia di amici hanno dato l'ultimo saluto ad Arianna Zaia nella chiesa arcipretale di Preganziol. La 29enne, stroncata in pochi giorni da un'emorragia cerebrale, era un vero angelo per la comunità che si è stretta attorno alla famiglia con profonda emozione. Tante le passioni dopo la laurea in scienze e tecnologie alimentari, sempre al servizio degli altri. Da 11 anni faceva la volontaria nel reparto di pediatria dell'ospedale di Treviso con il progetto Giocare in corsia della LILT. Scherzando, ti chiedevamo dove trovassi tutta quell'energia e quali vitamine prendessi. Ma sappiamo che semplicemente avevi tante passioni che ti rendevano felice e le volevi coltivare tutte. Stare vicino ai bambini era il tuo dono e siamo sicure che hai lasciato un pezzettino della tua creatività in ognuno di loro. Non possiamo che essere grate di averti avuto nelle nostre vite. Hai sempre portato il sole, un sole che proveremo a non far spegnere mai, nonostante le difficoltà, come tu ci hai insegnato. Arianna amava raccontare le favole ai piccoli ricoverati e così le sue ex colleghe del nido e i bimbi hanno preparato per ricordarla in occasione del funerale un cartellone. Ogni immagine, ogni memoria ha sempre il tuo sorriso come protagonista. Un sorriso dalle tante sfumature, ma sempre imperturbabile. Quando qualcuno ti confessava i suoi timori, gli dicevi che gli saresti sempre stata accanto e che gli amici servono proprio a questo. Avevi sempre una parola di conforto per tutti e non ti fermavi mai alle apparenze. È raro incontrare persone come te. Ci siamo sempre chiesti come facevi a fare tutto con calma e tranquillità. Ti vogliamo tanto bene. Ciao Ari. Ennesimo atto vandalico a Quinto di Treviso. La scorsa notte i teppisti sono tornati a colpire, questa volta nella zona industriale vicina alle piscine. A essere presa a sassate ora è stata una bacheca per le comunicazioni del comune e anche in questo caso i vandali hanno spaccato i vetri. Il danno è minore rispetto a quello della notte tra sabato e domenica scorsi, quando una banda, molto probabilmente di ragazzi, ha fracassato a colpi di pietra le vetrate sul retro della sala comunale Lorenzo Lotto, provocando un danno di circa 10.000 euro. Resta comunque un atto grave, anche perché è un danno, l'ennesimo, a un bene della comunità. Le parole del sindaco Ivano Durigon, che oggi ha presentato denuncia ai carabinieri. La guerra in Iran, le ripercussioni locali anche a Viano sotto la lente del Parlamento, così il ministro Crosetto nelle scorse ore alla Camera ha fatto il punto sull'utilizzo delle basi e non solo. In questi anni di storia patria nessun governo di nessun colore politico ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato l'ipotesi di denunciare o non attuare i trattati internazionali e bilaterali tra Italia e Stati Uniti. Così nelle scorse ore il ministro della difesa Guido Crosetto, intervenuto alla Camera per un'informativa sull'utilizzo delle basi statunitensi in Italia e sul caso Sigonella. Il riferimento è al recente episodio in cui l'Italia ha negato l'uso della base siciliana ad alcuni aerei militari americani, diretti verso operazioni in Medio Oriente nell'ambito della crisi con l'Iran. Alla base della decisione la mancata richiesta di autorizzazione preventiva al governo italiano, obbligatoria per questo tipo di missioni. Secondo quanto spiegato, gli Stati Uniti avevano comunicato il piano quando i velivoli erano già in volo, ma per operazioni non automatiche è necessario un via libera politico che può coinvolgere anche il Parlamento. Una scelta con cui il governo ha ribadito due principi: il rispetto degli accordi internazionali e la tutela della sovranità nazionale sulle basi militari. Nel corso dell'intervento, poi, Crosetto ha richiamato anche la situazione della base americana di Aviano, fornendo un quadro degli ultimi anni e parlando di un'attività costante. Nel 2018, infatti, si sono registrati 525 atterraggi autorizzati, con 43 voli classificati come hot cargo, cioè con materiali sensibili o armamenti. Nel 2019 gli atterraggi sono stati 628, di cui 52 hot cargo. Nel 2020 528 operazioni con 51 velivoli di questo tipo.
Nel 2021 poi 505 autorizzazioni, delle quali 43 hot cargo. Infine nel 2022 609 atterraggi complessivi, di cui 62 con carichi classificati come sensibili, numeri che fotografano un'attività continua, ma che riportano al centro il tema delle regole del controllo su operazioni militari sul territorio italiano. Noi abbiamo preso le distanze e continuiamo a prendere le distanze da ciò che non condividiamo. Ma io non penso che gli Stati Uniti siano Biden, Trump o Clinton. Così come l'Italia non è Meloni, Conte o Draghi. Sono due nazioni da sempre alleate, sulla cui alleanza si basa parte della nostra sicurezza. All'interno di questo, ciò che accade nelle basi è fissato da una legge, da ciò che ha deciso il Parlamento. C'è poi l'aviazione civile, il nodo degli aeroporti che riguarda anche la città di Treviso, l'aeroporto Canova. Nelle scorse ore ha parlato Save, la società che ha in gestione lo scalo trevigiano accanto a quelli veneziano e di Verona, e ha fatto il punto in questo modo. Problemi di carburante all'aeroporto di Venezia non ne abbiamo e riteniamo che se la situazione rimane immutata continueranno a non esserci. Certo, l'attenzione rimane alta, ma le limitazioni di approvvigionamento di carburante negli aeroporti di Venezia e Treviso, oltre che di Milano Linate e Bologna, annunciate sabato come conseguenza della guerra in Iran dalla RBP Italia, che fa capo alla multinazionale energetica britannica, leader mondiale nel settore petrolifero, non hanno avuto alcun impatto sull'operatività degli scali. La comunicazione arriva direttamente da Save, la società che gestisce tra gli altri gli aeroporti di Venezia, Treviso e Verona. Abbiamo sempre operato regolarmente e continueremo a farlo, non ravvediamo problemi in quanto abbiamo due fornitori principali che non sono ARBP. ARBP è un fornitore secondario che lavora peraltro con pochissime compagnie aeree che si appoggiano al nostro scalo. Siamo molto tranquilli e vogliamo trasmettere anche questa tranquillità ai nostri passeggeri. Secondo Save, la pluralità di fornitori mantiene pienamente sotto controllo l'approvvigionamento di carburante. È un elemento che garantisce continuità e sicurezza. Anzi, sul fronte del traffico aereo, il periodo pasquale ha confermato un andamento molto positivo, con flussi sostenuti sia in arrivo che in partenza, tanto che il 2026 si sta distinguendo in questo senso per una crescita significativa rispetto all'anno precedente. Il 2026 ci vede con un traffico in crescita importante rispetto al 2025 e stiamo anche performando sopra budget. Questa situazione peraltro in questo appunto mesi non ha avuto nessun impatto e prevediamo anche che possa esserci in generale per i paesi ritenuti safe, come sicuramente lo è l'Italia, la Spagna, potrebbero diventare mete di destinazioni attirando un traffico ancora più importante durante i prossimi mesi estivi. In un contesto internazionale che tende a favorire destinazioni percepite come sicure, Italia e Spagna stanno rafforzando la loro attrattività, tanto che a Save ci si attende un'ulteriore crescita dei flussi turistici nei mesi estivi, con ricadute positive anche per il proprio scalo. Pronto a portarvi a Treviso per raccontarvi le cerimonie del 7 aprile, ma lo farò subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare a Treviso. La città oggi ha ricordato i tragici eventi del 7 aprile 1944, il tragico bombardamento di Treviso. Durante i rintocchi però i clienti di una pizzeria non hanno rispettato il silenzio. Da qui la lettera del sindaco al titolare. Gente che chiacchierava e mangiava tra i tavoli della pizzeria da Pino durante i rintocchi del ricordo e poca presenza di cittadini, in particolare di giovani e scuole. Sono state queste le note stonate dell'82esimo anniversario del tragico bombardamento di Treviso il 7 aprile 1944.
Due segni di un'indifferenza per un ricordo che va via via sbiadendosi nella memoria collettiva. In particolare fastidioso il brusio mentre la campana civica segnava quei minuti interminabili quando 159 velivoli americani sganciarono 2000 bombe che causarono oltre 1600 morti e rasero al suolo oltre metà del centro storico cittadino. Così come il vuoto in piazza colmato da un'ambulanza arrivata per soccorrere una delle 3 persone che si sono accasciate a terra nel corso delle cerimonie. Segnali di un ricordo da rinnovare nelle coscienze considerando quanto sia invece ancora vivissimo nelle cicatrici della città. Per questo l'impegno del sindaco, con una lettera diretta a Giuseppe Giordano, titolare della Pizzeria da Pino, perché il prossimo anno ci sia più rispetto per il ricordo, è soprattutto legato ai giovani e alle scuole. Dobbiamo partire dalle ferite della nostra comunità, ricordandole tutti da comunità, anche coloro che magari sono distanti anagraficamente da quel periodo, però ognuno di noi nelle nostre famiglie porta con sé dei ricordi e quindi io voglio fortemente che questa storia venga studiata nei libri di storia, che questi ragazzi vivano i luoghi della distruzione e del ricordo proprio perché facciano tesoro di quanto è successo, perché in futuro non succeda più. La guerra di ieri, la guerra di oggi, fondamentale quindi la presenza dei giovani. Giorgia, per te che sei il nostro futuro, cosa significa questa cerimonia? Significa sicuramente il passato, perché nel passato abbiamo commesso errori, come ne commetteremo, ma sicuramente significa anche una nuova rinascita. Una rinascita testimoniata ogni anno dalle iniziative in ricordo del bombardamento della città il Venerdì Santo del 1944. Ed è importante che siano le giovani generazioni a sottolinearla, in un ideale passaggio di testimone tra generazioni. Storia e memoria fondamenta delle comunità, ha ricordato Monsignor Mauro Motterlini nella celebrazione alla Chiesa Votiva prima della benedizione delle 1600 lapidi del tempietto che racchiude le vittime del bombardamento. La memoria è energia per l'oggi. Smarrire i ricordi, perdere la consapevolezza del passato, equivale a non stare in piedi nell'attualità. Una storia che gli ultimi superstiti vogliono tramandare non solo con inni e corone, ma soprattutto con la parola, come Donato D'Urso, che nel 1944 aveva 7 anni. Quando hanno cominciato a scoppiare le bombe, io ho guardato alto, l'ultimo ricordo che ho, mi sembrava di vedere sotto gli aerei dei grappoli di uva. Erano le bombe che lanciavano. Dopodiché io ho perso un anno della memoria perché sono stato ferito alla testa, paralizzato, 3 mesi in coma. Poi, visto che non morivo, si sono decisi a operarmi. E mi hanno operato e mi hanno estratto la scheggia dalla testa e piano piano ho cominciato a riprendermi. Vedere quello che si vede oggi, i bambini. No, mi vengono i brividi. Alle volte io penso a come fanno certa gente a fare quelle cose lì e sentire altri vicino che parlano, che ridono, che scherzano dei bombardamenti di questo e di quello. Perché? Perché non sono mai stati sotto, non sanno cosa vuol dire star sotto le bombe e vedere i disastri che capitano attorno. Riflessione vivida, aperta, che interroga proprio loro, i giovani, e di giovani parliamo anche nel prossimo servizio. Il servizio civile volontario ritorna con una nuova edizione. Numeri in costante crescita per il servizio civile universale, che da quando ha utilizzato il primo influencer ha aumentato quasi esponenzialmente gli iscritti, passando da un più 60% con Andrea Lorenzon alias Cartoni Morti nel 2024 ad un altro più 20% del 2025 con Erika Castiglioni, Massimo Barco e Matteo Saccon. Numeri che non sorprendono dato che il servizio si rivolge a 163 giovani dai 18 a 28 anni, la cosiddetta Gen Z, che ha l'opportunità di lavorare part-time presso un'amministrazione pubblica, venendo retribuita oltre
2.500 euro per un lavoro che in cambio restituisce grandi soddisfazioni e sul quale anche la Regione punta in modo deciso. Io credo che sia fondamentale anche in contemporanea anche il lavoro che sta cercando di fare la Regione per il servizio civile regionale, in cui sono stati investiti proprio dal bilancio regionale 600.000 euro per dare quelle risposte anche a tutte quelle comunità, a tutti quei territori che non hanno potuto portare a casa appunto la parte legata al bando, ma anche delle università in cui i punteggi sono stati molto bassi. Quindi credo che questa sia un'opportunità per lavorare anche rispetto a questo, ma anche alla parte del mondo dell'inclusione grazie al terzo settore, in cui possiamo veramente creare delle opportunità per i ragazzi di avvicinarsi alle comunità e grazie a questo avere anche dei tirocini di lavoro legati proprio al SIL o alla parte di inclusione lavorativa. Credo che davvero di squadra possiamo dare delle risposte. Nelle biblioteche, nei servizi tecnici, ma anche nell'ambiente e nel sociale, i giovani che lavoreranno presso un'amministrazione saranno una sorta di trade union tra ambiente, persone e istituzioni. La parte sociale è quella dove c'è più bisogno, ma soprattutto c'è anche un valore sociologico della cosa, perché sapete bene che l'anziano, quando è accompagnato da un ragazzo, trae vantaggi enormi anche oltre quelli che sono proprio gli aspetti sanitari. Quest'anno è stato il giovanissimo trevigiano Sebastiano Figuera, un tipo da 1 milione di followers tra tutte le piattaforme sulle quali pubblica, a lanciare la campagna che prende in giro l'intelligenza artificiale e i suoi strafalcioni. Sono molto contento di come è uscito fuori tutto il prodotto e insomma anche del risultato che ha avuto, quindi speriamo che possa avere un risvolto in maggiore vicinanza da parte dei giovani a questa realtà che penso sia molto interessante. Ecco. Lotta alla mafia, domani sera a Spresiano, nella sala del Consiglio in piazza Rigo, la proiezione del docufilm Eroi silenziosi, cortometraggio commemorativo con immagini inediti sulla strage di Capaci, una serata tra memorie e testimonianze come quella di Angelo Corbo, agente della scorta sopravvissuto, l'appuntamento a partire dalle 20:30. Noi adesso andiamo a Belluno. Nel Bellunese, dove i carabinieri della compagnia di Cortina tracciano il bilancio della stagione sciistica nei comprensori di competenza, quindi Cortina, Arabba, Alleghe. Aumento delle sanzioni fra il 133 e il 266% e di contro calo drastico degli incidenti sulle piste da sci riconducibili a scontri tra utenti. L'analisi dei carabinieri della compagnia di Cortina d'Ampezzo a conclusione della stagione invernale nei comprensori di competenza Faloria e Cristallo a Cortina, Arabba e Alleghe. Noi da quest'anno abbiamo iniziato a fornire dei dati relativi, ovvero non comunichiamo più semplicemente il numero degli scontri così come un dato sterile, ma abbiamo iniziato a vedere questo fenomeno che all'aumentare delle sanzioni fatte nei confronti degli sciatori imprudenti diminuivano gli incidenti da scontro, e questo per noi è il vero obiettivo per il nostro servizio di vigilanza, che poi secondariamente anche un servizio di soccorso. Significativa la diminuzione del totale degli interventi per incidenti, meno 15% a Cortina, meno 22,5% ad Arabba. Il dato più rilevante riguarda la natura degli infortuni sugli sci, causati in maggioranza da incidenti autonomi o da malori. È importante che lo sciatore prenda consapevolezza che lo sci sì è uno sport pericoloso, ma i pericoli derivanti dallo sci possono essere assolutamente limitati adottando una condotta sicuramente di prudenza, ma anche di attenzione. I dati della stagione invernale 2025-2026 evidenziano che se da un lato la prevenzione mette in sicurezza l'utente dalla condotta altrui, oggi lo sciatore deve però farsi carico della propria autoprotezione. Più dell'85% degli incidenti sono incidenti autonomi, quindi lo sciatore, nonostante abbia una percezione che il rischio dello sci derivi dalle altre persone, in realtà dovrebbe preoccuparsi della sua condizione sciistica. E quindi ecco, noi consigliamo vivamente a tutti gli sciatori di fare un atto di prudenza e di adeguare la loro attività alle proprie capacità, anche perché l'attrezzatura di oggi sicuramente consente di approcciarsi allo sci anche al di sopra delle proprie possibilità.
La provincia di Belluno dice no alla soppressione della consigliera di parità territoriale e chiede al governo di rivedere il decreto legislativo in discussione. Il neopresidente Marco Staunovo Polacco ha inviato una nota ufficiale a Roma per esprimere forte preoccupazione. Il provvedimento prevede infatti la creazione di un ente unico nazionale eliminando le figure locali. Secondo la provincia, in un territorio montano come quello bellunese, questa scelta rischia di allontanare le istituzioni dei cittadini. La parità di genere, si legge in una nota, è un valore che supera ogni divisione politica. A proposito di bilancio, tutto sommato l'insegna della tranquillità, quello pasquale per l'ULSS 1 Dolomiti. I nuovi nati sono stati 9, 388 chiamate al 118, 192 missioni di soccorso in ambulanza, 6 interventi con elicottero. Gli accessi al pronto soccorso sono stati complessivamente poco più di 1 migliaio. Tra venerdì e il giorno di Pasquetta sono stati eseguiti 32 interventi chirurgici ordinari e 46 ambulatoriali. In 4 giorni però le prestazioni ambulatoriali hanno sfiorato quota 16.000 da ottobre 2025, da quando cioè è entrato in funzione il 116-117, numero destinato alle cure mediche non urgenti. Le chiamate sono state oltre 13.000, superiori a quelle effettuate al 118, che al contrario diminuiscono. E a proposito dei temi della sanità e della salute, il dottor Sandro Cinquetti è il nuovo direttore sanitario a interim dell'ULSS 1 Dolomiti. Il commissario Giuseppe Del Ben aveva 2 strade da seguire: nominare i nuovi vertici della direzione strategica con contratto 2+1 e verifica a 24 mesi, oppure lasciare al successore il compito di scegliersi i suoi più stretti collaboratori. È prevassa quest'ultima in un periodo particolare che vedrà per i prossimi 3 mesi a capo della direzione sanitaria il dottor Sandro Cinquetti, il dottor Marco Facchin alla direzione amministrativa e la dottoressa Paola Paludetti, confermata al vertice della direzione servizi sociosanitari dell'ULSS 1 Dolomiti. Ho scelto di nominare dei facenti funzioni, dei direttori ad interim, come si dice, proprio per fare in maniera che chi verrà dopo il 30 di giugno abbia la possibilità di scegliere i collaboratori che ritiene appunto di portare qui a Belluno. Ho avuto anche gioco facile perché ho trovato in quel di Belluno delle scelte, delle possibilità appunto di scegliere persone di altissimo livello. Il dottor Sandro Cinquetti, che manterrà la guida del Dipartimento di Prevenzione, è professionista di lungo corso e di rilevanza nazionale nel campo della sanità pubblica. Già direttore sanitario a Pordenone per 1 anno e mezzo e poi 7 anni a Pieve di Soligo al fianco del dottor Angelo Lino del Favero, dice di sé che non avrebbe mai pensato di chiudere la carriera come direttore sanitario dopo un lungo percorso come igienista condotto ad altissimo livello con il compito di tenere sani i sani. Il dottor Marco Facchin, 61 anni, porta in dote il primo incarico importante in sanità nel 95 a Feltre, poi 3 anni a Padova, che sono stati trampolino di lancio per il ruolo di direttore amministrativo, prima agli ospedali riuniti di Trieste, poi all'azienda Alto Friuli di Gemona, nel Pordenonese. Paola Paludetti, direttrice dei servizi sociosanitari dell'ULSS Dolomiti, da poco più di 1 anno e mezzo, è stata confermata nel suo ruolo, che manterrà fino alla fine di giugno, quando è previsto il pensionamento, status che Paludetti condividerà con il dottor Cinquetti e lo stesso commissario Del Ben. Persone che danno la possibilità all'ULSS 1 di garantire la continuità di lavoro, la continuità in quelli che sono gli obiettivi che dobbiamo appunto raggiungere, e questo quindi ci permette di arrivare a un 30 giugno in assoluta, come dire, tranquillità operativa. Massima attenzione al personale medico che, contrariamente al sentito dire, dal 2023 ad oggi è aumentato di 36 unità. Globalmente perciò il saldo è positivo, mentre le criticità restano sul fronte del reclutamento degli infermieri. Il futuro che ci si prospetta per quanto riguarda appunto i medici è un futuro di un'uscita dal tunnel, insomma, ecco. Mentre per quanto riguarda la parte infermieristica le difficoltà sono sicuramente maggiori. Tutto da Treviso e Belluno, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.